Sì, ed è fondamentale che continui a rimanere. Allora intanto ringrazio il Circolo Culturale Arcobaleno per aver avuto questa idea, è stata un'idea indovinata perché effettivamente a volte non ci si pensa, non ci si rende conto, ma abbiamo realtà storiche che hanno percorso i tempi e ai quali tutti siamo affezionati. A parte l'affezione fine a se stessa, diciamo, questo negozio funziona ancora molto bene perché evidentemente il segreto è avere comunque un po' di tutto, ma un po' di tutto di qualità. Ecco, io non voglio fare la pubblicità sicuramente al casoin, però chi ci va perché trova dei prodotti appunto di qualità, sa cosa va a comprare e quindi li apprezza. E vedo che è apprezzato un po' da tutti. È un luogo di incontro, è un luogo di scambio, è un luogo di socialità, quindi i piccoli negozi non servono solo a vendere i prodotti, ma servono anche a molto di più. Ecco. E fortunatamente nei piccoli paesi queste realtà permangono ancora. Quindi ecco il mio augurio affinché possa andare avanti ancora così per molto molto tempo.